Appena ieri Giuseppe Di Rosa, che era già stato protagonista di una protesta plateale, aveva scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sollecitare la sentenza. Sentenza che è arrivata nella mattinata di oggi. È stata emessa dalla Corte dei Conti che ha assolto Lillo Firetto, oggi sindaco di Agrigento, e il dirigente finanziario. I fatti si riferiscono alla loro esperienza politico-amministrativa al comune di Porto Empedocle. Il municipio di Vicata dovrà pagare 5.500 euro di spese legali in favore di Firetto, che è stato difeso e rappresentato dagli avvocati Carlo Commandè e Andrea Ciulla, e 7.500 euro in favore di Alesci. Non si conoscono ancora le motivazioni che verranno depositate nei prossimi giorni, ma dopo quasi un anno arriva dunque al termine di polemiche e iniziative la sentenza. Stimando un danno erariale per complessivi oltre 3 milioni di euro, la Procura regionale della Corte dei Conti aveva citato in giudizio nell'ottobre scorso l'ex sindaco di Porto Empedocle, nonché attuale primo cittadino di Agrigento Lillo Filetto, e l'attuale dirigente finanziario del municipio empedoclino Salvatore Alesci. A entrambi veniva contestato di aver utilizzato anticipazioni di liquidità ottenute dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'anno 2014 per far fronte a spese correnti del comune di Porto Empedocle, contravvenendo all'obbligo legale della destinazione dei fondi ricevuti. Quei soldi, insomma, stando all'accusa, sarebbero stati utilizzati per finalità diverse rispetto a quelle previste, e proprio a quei soldi sarebbe in qualche modo collegabile la successiva dichiarazione di dissesto finanziario del comune marinaro. L'udienza davanti la sede giurisdizionale si è tenuta lo scorso 28 febbraio e da allora non si è saputo più nulla. Oggi la sentenza: assolti Firetto e Alesci.